yesterday. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as a shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Buongiorno Horsham, abito a Horsham. Hello neighbor, ciao vicino. Non è vicino quello. No, se il tacco diventa sempre più lontano di tu. Il parcheggetto te l'ho segnato sulle mappe delle puntine, così se sei di passaggio vuoi venire qui anche tu, guarda, c'è un mega parco, di notte è gratuito perché effettivamente sì. Poi ci sono dei parcheggi che c'è scritto no overnight, cioè che non si può dormire la notte, ma nel caso non ci fosse quel divieto sai che i parcheggi iniziano ad essere a pagamento solo negli orari lavorativi, quindi insomma dalle 8:30 alle 7 di sera circa. Installo questa per i parcheggi perché vale in tutto il Regno Unito. Guarda il giardino fuori casa che go. Anche gli attrezzi per fare la ginnastica. Che simpatica città, che edifici assurdi, guarda questo col mega lampadario tutto in vetro e con la facciata che da qua non si capisce, ma sembra una chiesa da lontano, anche perché il campanile, voglio dire. Interessante, guarda sto rovinazzo, 1 milione di euro, baracchetta qua prefabbricata 600.000 euro, tieni conto le sterline. E niente, oggi abito qui. Qua andiamo, se qualcuno può interessare, la II, che è la doppia Everything Everywhere, è la SIM o anche eSIM che funziona in tutto il Regno Unito e soprattutto anche nelle Highlands, insomma è famosa per zappare dappertutto. Quindi bisogna cercare a Horsham il centro commerciale Swan Walk, la camminata del cigno. Vabbè, ma è grande sto paese, porca troia. Vabbè, un'ora di tempo perché aprono tra un'oretta. Proprio respiri la tipicità inglese, dai spuse, delle colazioni che non io in grado di fare, dai falsi ristoranti italiani e bar italiani, a tutti questi negozietti strani, tutto stombo, bellissimo. Ogni locale ha il suo stile. Da noi invece no, siamo molto più conformisti, questo lo continuo a notare ogni volta che giro all'estero. Un CP. È strano perché sono illegali in Inghilterra. Bello, c'era un matto che salutava la gente, attaccava il bottone alla gente per strada, ma tutti gli rispondevano molto gentilmente, andavano avanti un po' di micro discorsi, come va, qua e là. Bello, simpatico. Cioè, è diverso, percepisci
il modo di vivere diverso. Mi ricordo la prima volta che arrivai che proprio facevi amicizia con la gente per strada, veramente. Sono veramente in dubbio se usare il telefonino la Sony. Perciò la Sony sarà anche fantastica, fa di quei video epici, però accidenti. No, sembra una cazzata, ma dovrò andare avanti mesi con queste robe qua. Insomma, è vero che lo faccio per hobby, però ci tengo a portarmi a casa anche dei bei ricordi, no? Il telefonino, guarda, lo prendi e riprendi. Con una semplicità e una praticità disarmante, però la qualità è quel che è, non è per nulla realistica, emozionale, ok? Mentre con la Sony, accidenti, hai una qualità pazzesca, però è molto impegnativa da portarsi dietro, e poi anche il microfono. Eventualmente pensavo di utilizzare un po' il telefonino per le scene belle, magari musicali iniziali, usare quella, di fare un missiotto, non lo so. Uno dice, guarda questo che problemi se fa, no, che tengo, guarda che case, come faccio a non filmare? E già che su in tempo vuoi vedermi anche la chiesa. Mi piacciono da matti le chiese e gli edifici, sì, insomma tutto ciò che è bello, che sia una chiesa, che sia una piazza, cosa cambia? A me piace la bellezza e i rovinazzi, vedi tu, tipo qua queste tombe che ormai senza nome, perché insomma sono passati secoli, non leggi neanche i nomi, però gli inglesi e gli scozzesi loro adorano queste cose, allora adorano commemorare. Pensa che una volta hanno dedicato, diciamo, un ponte perché una volta in tempo di guerra un soldato nemico lo aveva assaltato, ma aveva fatto 3 metri di assalto, tu capisci? Sì, no, robe olimpioniche. Sto cercando di vedere se almeno in uno si legge una data. Bene tosati, vi spiego 2 cose in velocità. Ora, per poter avere un contratto SIM nel Regno Unito, tipo quello che avevo una volta quando abitavo in Scozia, è necessario avere un contratto che testimoni che vivi qua, tipo non so, un affitto, hai capito, delle bollette o anche un conto corrente bancario. Solo che ho detto, vabbè, cazzo vado a farmi il conto corrente bancario. Praticamente allora ho fatto la SIM, quella per i turisti. Cos'ha a differenza della SIM locale? Porta pazienza che intanto parecchio. In sostanza la velocità è limitata a 25 megabit anziché 100 megabit, però dici vabbè, tanto 100 megabit nelle zone più sperdute manco li prende. L'importante invece è la ricezione. Questa Everything Everywhere è una SIM, una compagnia famosa perché prende ciapa proprio dappertutto. Non c'è la possibilità poi di fare un eSIM, intendo se non sei cittadino qua, ti danno la SIM fisica ricaricabile, ok? Quindi mi ha detto, non preoccuparti, tanto ce l'hanno tutti i supermercati e tutto quanto, vabbè, c'è da richiedere sto voucher qua da ricaricare. Va, vedremo, speriamo bene, lo acquisterò magari in anticipo. E basta, tutto qua. Memo per i montaggi, io credo che con la Sony faccio solo i b-roll e le musiche le metto all'inizio, ok? Quindi una specie di riassunto musicale, e poi più avanti magari vlog col telefonino casomai. Ciao, io mi sono quasi abituato, però guidare contromano veramente ti ciuccia il cervello, è impegnativo, fioi, sei sempre ultra concentrato. Farei casette mentre mi dico ultra concentrato. Culo, è enormissimo sto centro commerciale, però l'ho trovato subito, quello qua. Girare tranquillo nelle campagne inglesi era uno dei miei sogni. L'ho realizzato, lo sto realizzando, lo sto vivendo. Bello, basta. Sai quando tiri le somme, no? Cioè è una cosa mia, cioè, il paesaggio non è niente di che, cioè ci sono le collinette con le case, cioè sì, bello, ma non è spettacolare, capito? Come può essere una cosa spettacolare. Kingsfold, uno dei, mamma mia signora, uno dei villaggi così insensati che tanto amo, così per strada. Cioè dove c'è la vera tipicità, sai, proprio è come dire il mio paesino, no? Stretti. E questa è la street inglese, c'è proprio il paesino con 3 case e basta, via. Per carità, sarà anche il periodo, ma continua a essere l'unico camper, cioè non vedo camper in giro, neanche uno. Norton, quello dell'antivirus. Più o meno. Ok, no, è aperta,
Bellissimo, perché qua è dove devo andare a abitare io, no, Fioi? Però volevo abitare a fianco ai sassi di Stonehenge, proprio in fianco, literally in fianco. Ora il cane che caga. Look the pooping dog, cane cagante, crapping dog. Bene, avevo paura che con tutte le autostrade che ci sono qua mi sarei goduto poco i paesini inglesi, cioè perlomeno l'entroterra. Invece ok, qualche camper si è buttato qui. Ho visto in lontananza, ci sono tanti van life, però anche tanti posti liberi, lì bisogna andare. E eccoli lì, Stonehenge. Vabbè, adesso andiamo, adesso ti vedi. Vabbè, come immaginavo, è Google Maps che è scemo, non preoccuparti, c'è l'altra strada, ritorna indietro, non capisco, private road, e difatti prenderò un po' di carne. Google Maps di merda. E qua mi ha buttato dentro una strada privata. Adesso devo fermarmi, è meglio capire. Mamma mia, Google Maps, quante maledizioni ogni volta. Cazzo è sta ripidità, l'80.000%? Non fucking capisco, qui è chiuso e gli altri come hanno fatto ad andarci? Cioè, a me manda sul parcheggio qua grande, non riesco a collegarmi a quella stradina, però ci sono camper, quindi ci si può arrivare, quello è il punto. Per carità, non fa schifo neanche qua, ma se io mi ero messo in testa che volevo stare coi porco giù da davanti, volevo stare coi porco giù da davanti. Vabbè, è gratuito, ma non è certo quello che volevo, per carità. Chi se ne stava, dici, ma vieni con me qua, porco cane, di là avevo proprio la vista figa, perché volevo stare 2 giorni. È vero che dopo giro in bicicletta ti dici, ma sì, va in cura anche la vista. Ciao, da cucina va discreto, gira da qua ogni tanto faccio a colazione, ok, qua va bene, magari dopo mattina non ho tutte ste macchine. Ciao, vista più bella, mi avevo sempre dal cesso, ma noi che posso viva tutta la mia vita in cesso, porca miseria, faccio una cagadina veloce al giorno, dopo basta. In più non vedo neanche i Stonehenge da qua. Mi tocca bermi anche sta birra qua perché 7 gradi 2, insomma, sono tantini. Ok, voglio vedere io adesso. Mamma mia, come che imbriaga che a birra fioretta, perché godo andare in contromano anche in bici. La birra continua dritto, mi farebbe andare di qua. Io vado, faccio finta di pomi. Io credo che nella vita bisogna sempre far finta di pomi, ragazzi. E quando vedete, dopo vabbè, ti contattano e ti dicono no, togli il video, se no qua, se no là, però io non capisco. Ciao signora, fai finta di niente, fai finta di non vedermi, signora. Non so quanto si vede in GoPro, c'è un bel falco, ma un bel falco nel senso bello grande. Cazzo, è un'aquila. Oddio, è un'aquila. No, qua no. C'è in Scozia sì, qui no. No, è un bel falco, fa vedere. No, è un falco, però un'apertura alare molto grossa, Ok, forse ho aperto uno dei sigilli, ho scoperto una delle chiavi della vita, uno dei segreti. Allora, praticamente in questo contesto la ricetta alchemica è una birra francese, che Dio caro a tanti gradi a te imbriaga, quindi ti toglie tutta la parte della ragione, dei freni inibitori, no? E ti fa andare così, libero. Andando libero, poi c'è questo secondo ingrediente, che è la nonchalance, dicevamo, e far finta dei pomi, si dice da noi. Far finta dei pomi è la nonchalance, e con questa nonchalance entrare qua, forse, ripeto, l'ingresso era anche a pagamento, però grazie alla nonchalance siamo riusciti a entrare sia in bici che a gratis. Mamma mia, quanta gente, e che è un mercoledì, guarda che roba, tutti chi cammina in tal Prado. Adesso vado anche a me come bicicletta. Eccoli là, Dio strafatone, i sassi di Stonehenge, che le ultime ricerche scientifiche hanno dimostrato che sono stati portati dall'uomo, mentre prima si sostenevano fossero stati portati per, come si dice, concatenamenti naturali. Guarda qua camper, guarda là i van life, porca puttana. No, adesso vi domando, guarda camper, guarda, lì voglio andare, porca puttana, anche di qua, guarda. Sono tutti camper con la vista di sti cazzo di Stonehenge. Io lì dovevo andare e lì ci andrò. E a svolta a sinistra sto piffero. Allora da qua non si poteva passare. Adesso vediamo di là com'è la situazione. Trovo un van life e gli chiedo come cacchio è entrato. Guarda, per 5 roulotte
Cioè tutti tranne che me, l'unico Mona che non le bonde entrare, Dio caro, l'unico Mona. Vedo di qua. Qui voglio fare la van life, Dio buono, perché non mi fate fare la van life, Dio? Sono tipo eccitatissimo, perché veramente il posto è epico, cioè cazzo, fuori da Stonehenge, fiori, cioè dai. Cioè, ci rendiamo conto dove siamo? Mi sono fatto praticamente i 3 punti chiave, dalla rotonda all'entrata al punto dove si è, in modo tale da riuscire a entrare. Che sogno, fioi. Niente, io quella volta ho detto mando tutti a fanculo, mi costruisco la casa sopra 2 ruote e che cazzo, e comando io. Da quel giorno che dissi comando io, tutto è andato a regola d'arte, tutto. Domani qualche giratina nei campi ce la facciamo. Anche a massa, perché che spettacoli, fioi, che spettacoli. Trasferimento, oh no, sta più in là, mio gatto, perfino dove che dovrebbe stare in controman, che le legali sta in controman, cioè il contromano sul contromano, però adesso qua è alto, ce la faccio a buttarla su, ma sì dai, in qualche modo. Eccomi! Bellissimo, davanti a Stonehenge. Fantastico. Segui questa strada per 650 metri. Bellissimo, bellissimo! La mia nuova casa, dove abiti? A Stonehenge, porco zio! Per non dire altre robe, che era brutto, cioè brutto. Mamma mia, va che ben, va che ben, va che ben. Ok, fantastico. Mi metterei di qua con la finestra vista Stonehenge, che quando lavoro vedo i porco zii là. Sai che ho piantato qua? Aspetta che ho piano. Eccoci qua, ho cattato il posto dove mi metterò qua a casa, qua e qua dietro, adesso non so se si vede in video, ho i Stonehenge. Direi di fare una vista a 360 gradi, si è in mezzo alle colline inglesi, era uno dei miei sogni, andare a vivere nelle colline inglesi, ma soprattutto vieni con me, occhio. Volevo fare vedere la vista, così quasi la bici la lascio fuori, metto allarmi, lucchetti e varie. La vista, cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo qua? Babam. Eccolo là, un sogno realizzato, abitare letteralmente davanti ai sassi di Stonehenge. Anche massa di... Qui c'è scritto che erano state trovate ossa e monili, avevo voglia di dire monili, perché avevo in scassea da un tocco sta parola forbia, dell'età del bronzo, e siamo a 1,5 km in linea d'aria 2 dai massi di Stonehenge. Non avete idea di quanto mi senta fortunato a essere in questo posto, solo io praticamente, sì, perché giustamente tutti si fa il percorsetto. Pochi dite, aspetta che se portiamo via bici proviamo ad andare in giro, no? Certo che qua fioi veramente, cioè, occhio, cioè, c'è un buio totale. Ah no, là in fondo cos'è una lucetta rossa, sarà una macchina che passa e una stella. Hey, what's your name? Yuri, nice to meet you. Stewart. Good Scottish name. Here we are. Ora sto capitando. Ok, però no. Situazioni un po' strane, mi sa che Dio strappatone. Senti che la ganza, Dio caro. Mamma mia, questa è la zona strappattoni, io pensai che era un campo rom. Sa che è meglio tenerla dentro la bici, oh? Niente, correre in mezzo alle Piegore, fatto slalom tra la Piegora 602 e la Piegora che mi fissa, è una roba come stesso. Ecco qua, cosa aspetto? Niente, sono in brodo delle giuggiole, mamma mia, wow.
procediamo all'affetto? Ah, che sta alitando, fa caldo? Dai, vieni qua. Il sogno di una vita. Non era la cazzo, così, sperduto nelle colline, col pecore che mi guarda. E mica in penno, mentre che mi guarda. Good morning. Guarda che ci arrivo anche da qua, agli Stonehenge, senza pagare il biglietto, vedi tu. If I turn on left over there, I can go nearest. Yeah, so that path there, Yeah. well, so where they're walking along, there's a path just this side of it as well, that's free. But that path there, going diagonally, that'll take you as close as the freeway. I'll try that yeah, one. yeah, yeah. Na, 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 na. Oh, miracle, po, 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 na, 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 na. Altre ship. Buongiorno ship. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Qua basta tirare a leva e infracare. Sono quasi devo perdermi. Vabbè. Wow. Un sogno, semplicemente un sogno. Basta. Punto. Punto, dot, punto. Punto, dot. Che bello anche per le passeggiate qua. Ma queste vallate infinite, sconfinate. No, non è vero, prima o dopo finirà. Vabbè, continuo domani, ora vado a casa. Guarda che alberi! Che forti! Che razza di alberassi, chissà zecca qua, Dio caro, altro che gli alberi. Porca miseria, che sarà la collection delle zecche. Vedi? Che forte! Nice. Ciao, adesso spero che però mio amico stia un fianco il suo, perché sei tanto simpatico, ma accidenti. Elena, ciao, continua. Io ho anche da fare le robe di Van Life, sapete che mi sossustego. Riassunto, l'amico camperista è molto simpatico, ma anche molto chiacchierone. E questo va in contrasto con il mio voler star nelle mie, star da solo. Pecore strane, che muso strano, queste pecore foreste. Eccoci, buongiorno, io sto nel mio. Ora fai una inversione. Inversione, chissà zecche che le qua fioi, a Pisa mi passo e a Pisa mi passo, non sono sicurissimo. Ma sì, vedremo. Tranquille, mai paura, never paura. Ed ora torno a casa, domani abbiamo il giro, torno a casa col cuore pieno di soddisfazioni e le ruote piene di diarrea di pecora. Qui lo dico e qui non lo nego, è un panorama impagabile. Infatti non ho pagato, quelli lì sì che hanno pagato, vedi, quelli.